Cari telespettatori della Tenda TV, ben ritrovati. È il 5 gennaio 2020, prima diretta dell'anno e siamo qui per una diretta che ormai è un appuntamento tradizionale. Sto parlando del Panevin. Da moltissimi anni il Panevin, la tradizione del Panevin ci tiene compagnia. È una tradizione veramente che si perde nella notte dei tempi e praticamente da quando esiste la nostra emittente televisiva, da quando esiste la Tenda TV, noi nella serata del 5 di gennaio siamo qui pronti per raccontarvi quella che è la riproposizione di questa antica tradizione. Quest'anno dove siamo? Siamo a Borgo Vinera. Per chi non conoscesse Vittorio Veneto, siamo sopra Sant'Andrea, alle pendici del monte di Santa Augusta. Siamo qui perché già lo scorso anno vi abbiamo trasmesso proprio da qui le immagini in diretta del Panevin. Hanno riscosso tantissimo successo, tantissimi sono stati i messaggi che avete deciso di inviarci per partecipare. Ce li hanno inviati anche chi non era qui effettivamente insieme a noi, ma abbiamo riproposto ancora una volta questa bella tradizione. Io chiedo alla regia, prima di andare a vedere la clip che ci racconterà un po' la storia, così come ogni anno lo facciamo per chi ci sta seguendo magari nei social e non sa bene di che cosa si tratta. Prima di questo io andrei a mostrarvi quello che è il Panevin di Vinera. Andiamo pure con le immagini che abbiamo registrato proprio questa mattina e che testimoniano tra l'altro una realizzazione del Panevin che devo dire esemplare. Sembra che il Panevin sia stato scolpito, plasmato, poi ci faremo dire anche quanto tempo è servito per raggiungere questo risultato. Una catasta di legna veramente molto bella che abbiamo voluto riprendere ovviamente con la luce, col favore della luce, perché è quasi un peccato, direi, dar fuoco a questa pira di legno, a questa catasta di legna. L'altra particolarità, mentre continuano i dettagli e le immagini appunto del Panevin qui di Borgo Vinera, è quella che questo Panevin viene realizzato anche dai volontari della LILT, la Lega Italiana per la lotta ai tumori. Ne parleremo nel corso di questa serata. Noi abbiamo dedicato diversi servizi ovviamente alla LILT, ma è un'occasione anche questa in cui riproponiamo questa antica tradizione di parlare anche di quello che è l'operato dei volontari della LILT. Continuerò a scorrere sul vostro teleschermo le immagini quando manca poco all'accensione e voi non potete vederli perché sono un po' avvolti dalle tenebre, ma tanti sono i vittoriesi che stanno affollando qui il piccolo Borgo Vinera appunto in attesa dell'accensione. Un particolare in questo istante della veccia che è stata issata sopra il Panevin. Andremo appunto a vedere come andrà. Io se la nostra regia è pronta rientrerei per un istante qui appunto nella nostra postazione che abbiamo realizzato. Vi invito sin da subito a partecipare alla nostra diretta mandandoci i vostri messaggi e andiamo a ripercorrere quella che è la storia appunto del Panevin. La tradizione del Panevin fonda le sue radici nel lontano periodo celtico, circa il V secolo a.C., presso l'antico popolo dei Veneti. Questo falò serviva per evocare il ritorno del sole sulla terra, cioè l'allungarsi delle giornate che inizia dal solstizio d'inverno. Il fuoco serviva per celebrare questo giorno che con il calendario giuliano coincideva con il 25 dicembre. Nel Medioevo, con l'evangelizzazione delle campagne venete, il Panevin perse le sue origini pagane, assumendo una connotazione cristiana. Il falò venne spostato al giorno dell'Epifania, per ricordare i re magi che portarono i doni a Gesù bambino. Secondo la leggenda, i falò della campagna veneta furono loro utili per trovare la via di Betlemme, essendosi persi.
Al loro ritorno, racconta sempre la leggenda, non vedendo nessuna luce nella campagna, si persero nuovamente nella pianura padana. Nella notte del 5 gennaio, nel Medioevo come anche oggi, l'occasione del falò forniva al popolo un momento di unione e ritrovo con tutta la comunità cittadina davanti a un buon bicchiere di vin brûlé e un pezzo di pinza. Una delle principali tradizioni legate al panevin è quella di osservare in quale direzione va il fumo. In base a questa, i contadini trevigiani predicevano se il raccolto dell'annata sarebbe stato buono o cattivo. Questo momento è detto dei pronosteghi e funziona all'incirca secondo quanto recita un detto popolare come il seguente: fuische a mattina, ciol sul sac e va a farina. Cioè, se la direzione presa dal fumo e dalle faville è il nord o l'est, prendi il sacco e vai ad elemosinare, mentre se le fuische le va a sera, poenta piencaliera. Se la direzione è ovest o sud, il raccolto sarà buono, quindi la pentola sarà piena di polenta. Ancora oggi, la fiamma del panevin simboleggia la speranza e la forza di bruciare il vecchio. Non a caso si è soliti bruciare la vecchia o vecia posta sopra la pira di legno ed avere nuovi auspici per l'anno nuovo. Bene, siamo rientrati in diretta da Borgo Vinera, ci ha raggiunto anche Roberto Bizzi, in questo istante siamo anche in diffusione su tutto il borgo, su tutta la zona antistante il panevin, perché mancano pochi secondi, pochi istanti all'accensione. Allora Roberto, un panevin che si vuole ripetere la tradizione, l'antica tradizione, ma che vuole mandare anche un messaggio importante. Sì, questa sera naturalmente questo è dal 2010 che viene fatto questo panevin proprio legato alla LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, delegazione di Vittorio Veneto. Grazie, lo ricordiamo, a tutti i volontari, in particolare a Franco Carpenè che è uno proprio il fautore di questo panevin. La Presidente Silvana Caputo, che non è qui questa sera con noi, comunque desidera mandare via etere il messaggio di questo panevin. Ricordiamo che sì, è tradizione, ma ricordiamo che cos'è la LILT e cosa rappresenta. La LILT, pensate, adesso opera con ben 134 volontari sul territorio, con diverse iniziative, dal servizio di aiuto presso l'hospice, il servizio di autoaiuto per i pazienti sottoposti a patologia oncologica, il trasporto verso i centri oncologici, quindi tutta una serie di iniziative proprio legate alle neoplasie. Chiaramente non solo le persone che naturalmente subiscono queste problematiche, ma anche un'attività di prevenzione, tant'è che ricordiamo proprio anche sulla Tenda TV avevamo fatto vedere anche a suo tempo l'attività della cucina, quindi come cucinare sano, che naturalmente in questi giorni magari ce lo dimentichiamo un attimino, perché insomma dai, un po' di festa ci vuole. E quindi chiaramente con la LILT ecco che oggi andiamo a coronare ancora questa tradizione del panevin che fra poco verrà acceso. Ricordo che tra le tante iniziative, avevo ricordato anche il servizio presso l'Hospice Antica Fonte, poi c'è anche la Marcia dell'Angelo che lo ricordiamo è stata recuperata proprio dal gruppo della LILT di Vittorio Veneto, e su questo ricordo in particolare perché si chiama Marcia dell'Angelo, non solo perché avviene il giorno lunedì dell'Angelo, ma perché tutti i volontari della LILT che fanno questo servizio di trasporto verso gli ospedali, verso i centri specializzati di oncologia, sono stati battezzati dai pazienti come i loro angeli. Quindi pensate che questa sera è serata di festa, ma la LILT è un'attività che opera continuamente sul territorio, e la Presidente Caputo ci ricorda soprattutto
Eccoci qua pronti per il via, ci ricorda che di volontari ce n'è sempre bisogno. Certamente, certamente. Allora vediamo, andiamo pure con le immagini anche a pieno schermo per quanto riguarda la tenda TV, perché con le fiaccole si sta per dare il via a questo Panevin edizione 2020, come ci ricordava Roberto pochi istanti fa. Appunto una tradizione che si ripete da qualche anno qui proprio in questo luogo. Abbiamo voluto unire anche il messaggio della Lilt a quella che è una tradizione veramente che si perde nella notte dei tempi per quanto riguarda i nostri territori, e ora andremo a vedere anche qua come saranno le faville, giusto Roberto? Allora sarà tutto da vedere, vedremo come andrà a finire quest'anno. Noi speriamo naturalmente che ci sia, come si suol dire in dialetto, poenta piencagliera, e quindi naturalmente che sia di buon presagio il Panevin. Ecco adesso che vediamo i volontari che stanno appiccando il fuoco, e naturalmente fra poco vedremo ardere il Panevin, che ricordo qui per quanto riguarda la Lilt si svolge dal 2010, sempre nella stessa zona, cambiata un po' la location, ma sempre qui operativi. Allora ricordiamo che questa tradizione, ecco adesso vediamo, cominciamo, è ancora prematuro per capire dove vanno le faville. Noi naturalmente invitiamo anche i presenti per forma scaramantica, se vogliono soffiare, perché vada verso sera, così siamo sicuri che il 2020 sarà ricco e prospero per tutti. Certamente Roberto, andremo a vedere appunto quello che sarà il pronostico per il 2020. Ovviamente noi ci siamo messi nel posto peggiore, non so se vedi che le faville vengono proprio verso di noi come da tradizione. Sì, perché ci vogliono bruciare un pochettino, insomma. Però vedo che la regia è tranquilla in questo momento. Per il momento sì, per il momento sì. Allora noi magari ci ricolleghiamo tra un po' per quello che riguarda i nostri amici che sono qui in Borgo Vinera e stanno assistendo al Panevin. Tra l'altro ricordiamo che i nostri amici a casa non lo vedono, ma c'è un fornitissimo stand di pinza, brulè che ci fa un po' gola, giusto? Sì, perché la cosa sana di questa sera è che è consentito. Stasera si può. Stasera si può. Ecco, grazie Roberto. Grazie Roberto, a dopo, e noi continuiamo. La nostra regia ci sta già proponendo le immagini, le prime lingue di fuoco che si stanno stagliando verso il cielo, e come dicevamo pochi istanti fa andremo proprio a vedere se le fuische, le faville andranno verso sera o verso mattina. Tra l'altro è qui a fianco a noi anche il sindaco della città di Vittorio Veneto, Antonio Miatto, al suo primo tour dei Panevin. Le chiedo di pazientare ancora qualche istante perché non vogliamo perderci questi primi momenti, soprattutto con gli amici che ci stanno seguendo da casa. Dicevo, il sindaco Antonio Miatto che per la prima volta senza fascia tricolore, ma insomma idealmente indossando la fascia tricolore, farà il giro un po' dei Panevin della città. Allora vi ricordo, cari telespettatori, che potete inviarci i vostri messaggi. Il numero è il 392 58 92 343. Questa è l'immagine un po' più larga in cui vedete che ancora, diciamo, gran parte del Panevin deve ancora cominciare a ardere. C'è anche la veccia, l'avete vista nelle immagini che vi abbiamo proposto in precedenza. C'è anche la veccia sulla sommità. Tra un po' le fiamme in teoria dovrebbero, da un certo punto di vista, illuminarla, dall'altra andare a lambire la veccia fino a bruciarla, e noi cercheremo di documentare minuto per minuto in questa lunga serata del 5 di gennaio ovviamente quello che succederà qui in Borgo Vinera. Lo dicevo, è praticamente
praticamente da quando è nata la Tenda TV. Noi vi proponiamo ogni 5 gennaio la tradizione del Panevin, l'abbiamo fatto per anni in quel di San Pietro e Paolo. Dopo sapete che tante sono state anche le norme burocratiche, le restrizioni che hanno impedito in alcuni casi per motivi di sicurezza la realizzazione dei Panevin. Allora abbiamo deciso di spostarci proprio qui in quel di Borgo Vinera. Più avanti andremo a sentire appunto qualche voce, andremo anche a proporvi alcune delle immagini che abbiamo realizzato proprio questo pomeriggio in quel di Ceneda, perché il primo Panevin ad essere acceso in questo pomeriggio sera è stato quello di Ceneda, il Panevin dei bambini, ma ne parleremo più avanti. Adesso noi vogliamo così, grazie a queste immagini, farvi arrivare un po' nelle vostre case il calore. Provate ad alzare il riscaldamento e vediamo se magari in ogni caso riusciamo a far passare un po' di quello che è il calore, che inizia timidamente ad arrivare anche nella nostra postazione in questa serata. Vedo tra l'altro, voi amici a casa non potete anche in questo caso usufruirne, ma che i volontari del Panevin ci stanno portando del brulè e della pinza. L'unico mio scrupolo è che non vada a versarsi sulla regia, altrimenti poi da casa non ci vedono più. Comunque un grazie va ai volontari. Poi vedremo se riusciremo, magari grazie anche all'aiuto di Roberto Biz che avete sentito prima, vedremo se riusciremo a portare qui proprio l'ideatore e il Deus ex machina di questo Panevin, che mi diceva ha lavorato una cosa come 115 ore per scolpire proprio questa opera d'arte. Ecco, continuano le immagini e io direi che possiamo rimanere pure con questa immagine, che da un certo punto di vista è un po' scura, ma insomma vi fa arrivare le lingue di fuoco. E mentre chiedo alla regia di prepararci, andiamo anche ad accogliere, come vi dicevo che istante fa, andiamo anche ad accogliere il sindaco di Vittorio Veneto, che tra qualche istante, quando appunto diamo il tempo alla regia, dovete sapere che la temperatura comunque è un po' rigida, quindi siamo tutti un po' rallentati. Possiamo andare, abbiamo il sindaco di Vittorio Veneto, Antonio Miatto, qui con noi. Buonasera. Buonasera a tutti. Beh, allora intanto è la sua prima dichiarazione di questo 2020 all'inizio dell'anno, anche lei presente qui al Panevin per onorare la tradizione. Beh, decisamente sì, ritengo che questo sia un altro dei momenti importanti, direi topici, che ci caratterizzano, ed è bene continuare con queste tradizioni. Diciamo che rispetto a molti anni fa la situazione è cambiata, il numero di Panevin è diminuito, però ho visto che i cittadini hanno capito che i motivi che hanno indotto la diminuzione dei Panevin sono buoni motivi, e per questo nessuno ha avuto la necessità non ha perso questo spettacolo, perché la gente si è concentrata sui pochi rimasti, che quest'anno si è incrementato soltanto di uno, ne abbiamo 12 quest'anno di autorizzati, di protetti, di ben condotti, e grazie ai volontari, che Vittorio è grande e volontari ne ha tanti, per fortuna possiamo continuare appunto con queste tradizioni. Questo forse è il più bello, perché non è soltanto bello, è cesellato, è rifinito in modo esteticamente perfetto, portentoso, e ringraziamo chi ci ha messo quelle 115 ore per poterlo realizzare. È una gran festa, il primo al quale ho presenziato è stato appunto quello dei bambini, il 12° che si è fatto in Area Rossi a Ceneda, con moltissima gente, moltissimi bambini. Tante famiglie, moltissimi bambini, e fondamentalmente più che per noi adulti è bello continuare con questa tradizione, perché lo imparino i giovani, i bambini soprattutto. Ecco, l'importante, tornando a questo Panevin, è anche il fatto che si unisce il messaggio così della tradizione a un messaggio che è quello dell'operato dei volontari della LILT, la Lega Italiana per la Lotta ai Tumori.
Sì, che si distinguono sempre per capacità di lavoro, per idee, per impegno, e come molti altri, forse anche più di altri, visto la nobiltà del loro intento. E quindi li ringraziamo ancora. Bene Sindaco, prima di lasciarla andare, due parole in questo inizio del 2020 per i nostri telespettatori. Intanto forse ci stanno arrivando anche, speriamo che... Ho controllato le fuische, in questo momento non sanno ancora decidersi, sono verticali e quindi speriamo bene, dai. Speriamo bene. Grazie Sindaco, grazie per essere stato qui con noi, grazie. Grazie, e intanto con le immagini la nostra regia è già tornata sulle fiamme, le fiamme del Panevin appunto di Vinera. Poi non appena avremo anche i messaggi, regia, iniziamo a leggerli, diciamo, e a farli anche per i nostri telespettatori. D'altronde abbiamo appena iniziato la nostra diretta, andiamo pure con le immagini quelle più strette. Tra l'altro non ho ancora ringraziato perché le situazioni con cui siamo in onda sono sempre un po' precarie in questo caso, il nostro regista Davide Parpinello, che è qui insieme a me, e come ogni anno è partita la scommessa se ovviamente la giacca del nostro buon Davide ne uscirà provata da questa diretta come da tradizione oppure no, e poi abbiamo anche Francesca Astori che sta curando l'emissione, che è al caldo, beata lei, e sta anche seguendo tutta la parte social e dei messaggi. Se abbiamo qualche messaggio possiamo iniziare. Allora, intanto Claudia ci dice: grazie a tutto lo staff della Tenda TV per questa diretta del Panevin, vi sto seguendo dal salotto di casa mia, e giustamente come dicevamo prima, cercate magari quantomeno di alzare il riscaldamento o comunque di scaldarvi in qualche modo per percepire, anche se in maniera un po' così artefatta, il calore che stiamo cercando di trasmettervi proprio qui da Borgo Vinera. E ancora salutiamo gli amici che ci stanno seguendo su Facebook, commentate anche voi, so che sono in tanti coloro i quali ci stanno seguendo anche via Facebook. Bel Panevin come sempre, complimenti, ci dicono in questo istante, firmatevi anche, mi raccomando, in modo da potervi anche salutare. Un caro saluto alla nonna Maria Teresa da parte di Giacomo, ecco, proprio detto fatto. Io andrei, prima di continuare con i messaggi, andiamo a vedere un po' le faville, le fuische, i lapilli, chiamateli un po' come volete, stagliarsi verso il cielo. Direi che la veccia per il momento mi pare che sia al sicuro, ma chi può dirlo? Magari tra qualche istante, anzi anche subito, andiamo a riproporre le immagini che abbiamo realizzato proprio questa mattina. Le vedete la bellezza di questo Panevin. Poi appunto, come dicevo, vedremo di trovare il maestro che l'ha realizzato, però appunto già dalle immagini che sono ovviamente molto più chiare nella parte destra del vostro teleschermo, potete vedere insomma con quale maestria è stato realizzato questo Panevin. Vediamo se abbiamo qualche altro messaggio. Mi pare di sì. Un bacio ai nonni Ivana e Aldo da Jenny o Jeni. Poi torniamo qui, salutiamo Nives, Alberto e Serena che ci stanno seguendo. Pochi istanti fa abbiamo sentito il sindaco di Vittorio Veneto, Antonio Miatto, ai nostri microfoni, poi tornerà con noi anche il buon Roberto Biz, e poi tra qualche minuto avremo anche un programma all'interno del programma, possiamo dire così, perché avremo un sorseggiando speciale Panevin, perché
lo menzioniamo sempre, il vin brûlé. A volte riusciamo anche a berlo magari tra una pausa e l'altra della diretta. Questa sera cercheremo anche di darvi tutte le indicazioni per fare un buon vin brûlé. Quindi la nostra Michela Taffarel è già qui in postazione, tra un po' insomma andremo anche con lei a parlare di questo. Intanto, minuto dopo minuto, le fiamme stanno iniziando ad avvolgere in maniera sempre più impetuosa e maestosa il Panevin. Le lingue di fuoco si fanno sempre più alte e noi continuiamo con la nostra cronaca. Ovviamente voi non potete vederle perché nella postazione in cui ci siamo posizionati noi non è facile vedere il numero di persone, il numero di vittoriesi che ha deciso di venire qui a Borgo Vinera, ma come diceva anche il sindaco pochi istanti fa, il fatto che comunque si sia ridotto anno dopo anno il numero dei Panevin ha fatto sì che quei pochi Panevin che vengono realizzati vedano una partecipazione molto molto elevata da parte della popolazione. Adesso le fiamme, vedete, stanno iniziando anche ad illuminare in maniera, ecco, e intanto stiamo attenti sempre per come andranno le faville, perché abbiate pazienza per qualche istante, cari amici, speriamo che vada tutto bene come sempre. Molto bene, ovviamente amici, se ci state vedendo, c'è sempre ogni anno questo momento un po' di critico, possiamo dire così, in cui, ecco Michela, se vuoi, sì, no, se vuoi allontanarti poi torneremo, giusto per preservare come sempre giacche e cappotti che insomma sono i principali. Ecco, scusate un secondo. Ecco, in questo caso un radiomicrofono sarebbe stato più comodo, ma continuiamo, fa parte anche questo un po' del gioco. Speriamo che il fumo e le faville possano andare altrove. Tra l'altro mi consulto con i registi, lo staff che si sta intrattenendo col brûlé. Voi che a livello geografico avete ben presente la zona, ecco, tanto si sono bruciati già le giacche, il fumo in questo istante sta andando verso sera o mattina, una mezza via? Verso sera? Verso sera, quindi poi entra a Piencaliera, teoricamente, ecco, me lo conferma anche il buon sì, no, sappiamo che non mi sentono, ma infatti io sto parlando per gli amici a casa. Attenzione, ecco, scusate per questo momento un po' di impasse, cari amici, anche nella cronaca, ma come al solito siamo un po' in difficoltà perché il nostro obiettivo è quello di mostrarvi delle immagini belle, significative e che possano appunto raccontarvi nel migliore dei modi il Panevin. D'altro canto dobbiamo cercare anche di preservare la strumentazione e il nostro abbigliamento. Tra un po' torneremo. Ah sì, stanno arrivando proprio cose interessanti. Vediamo se abbiamo qualche messaggio. Vediamo se abbiamo qualche messaggio. Altrimenti se abbiamo. Allora salutiamo. Qualcuno tenga d'occhio la situazione. Scusate amici, è una cosa un po' comica in questo istante, ma sì, ok, allora con calma salutiamo Gino, Lisa, Pierguido, Marina, Leonardo, Ezio e Antonia e Eva che ci stanno guardando da Facebook.
Allora, Maria ci dice bellissimo, bravi. E ancora Ezio ci dice sorrido all'interpretazione sulla direzione che prenderanno le fuische. Senza nulla togliere al detto popolare, sono però sicuro che se coltiviamo in noi e attorno a noi i valori di solidarietà e condivisione sull'esempio dei volontari della LILT, allora non ci preoccupa più di tanto la direzione che prenderanno le fuische. Grazie a tutti. Ecco, questo è un bel messaggio da trasmettere, e anche per questo, se vogliamo, che abbiamo deciso di mandare in diretta il Panevin della LILT, perché unisce quella che è la tradizione con un bel messaggio, il messaggio appunto dei volontari che operano, lo ricordiamo, 365 giorni all'anno. Ecco, chiedo sempre ai nostri amici qua, la Veccia, abbiamo notizie della Veccia? È ancora in operatività la Veccia, ecco, ok, bene, magari puntiamo la nostra telecamera, tanto qui ovviamente è un momento anche per i bambini noi puntiamo la telecamera ma non vediamo granché, ecco, continuiamo a spostarci perché i Lapilli hanno deciso di prendersi di mira, diciamo così, ecco, in questa serata del 5 di gennaio. Tra l'altro ho perso Michela, che credo che appunto per salvare il giubbotto, il cappotto, abbia deciso di tornare fra un po'. Ma noi stoici resistiamo e continuiamo a raccontarvi quelle che sono queste lingue di fuoco. Roberto, vieni qua, dai, avanti, così ci rimetti anche tu. Ok, allora andiamo, mentre chiedo alla regia di alternare le due camere, andiamo anche in diffusione, come ci viene richiesto anche da più di qualcuno. Allora un saluto a tutti, ci siamo? Un saluto a tutti i partecipanti del Panevin di Borgo Vinera. Il saluto giunge a voi, ma giunge anche a tutti i vittoriesi che ci stanno seguendo in diretta in questo momento sulla Tenda TV. Voi siete tanti, tantissimi, tanti ci stanno seguendo appunto anche in diretta televisiva in quello che è il Panevin della LILT. Allora Roberto, lo ricordiamo magari per chi fosse arrivato negli ultimi istanti, un operato, quello dei volontari della LILT, che sì, questa sera ricordiamo in maniera così anche un po' goliardica e spensierata, ma è un operato che viene svolto 365 giorni all'anno. Sì, ricordiamo che questa attività della LILT questa sera non è qui con noi la Presidente Silvana Caputo, ma comunque ha detto di lanciare naturalmente a tutti voi anche tramite la Tenda TV questo messaggio. Ricordiamo che la LILT è la delegazione italiana per la lotta contro i tumori di Vittorio Veneto, opera nel territorio, si occupa di diverse attività che vanno dall'attività di prevenzione e di sostegno e aiuto alle persone che sono affette da neoplasie. Tra queste ricordiamo il servizio di trasporto verso i centri per le diverse terapie. Pensate che a oggi la LILT opera con ben 134 volontari, ha coperto nell'anno oltre 100.000 chilometri per portare i pazienti nei vari centri, però poi ci sono dei corsi anche legati proprio alla prevenzione, alla cucina, il servizio di aiuto per le persone che sono state affette da queste particolari patologie, ma c'è comunque anche questa attività, come dicevamo, di prevenzione. Tra le altre cose ricordiamo che tra qualche giorno comincerà anche il corso per smettere di fumare, visto che stasera di fumo ce n'è che finché basta. Ecco, ricordiamo che c'è anche questa attività della LILT di Vittorio Veneto. Quindi ecco che il Panevin, che ricordiamo, ecco, poi fra poco avremo anche qui, lo vorremmo avere anche qui come nostro ospite Franco Carpenè, che è colui che realizza
realizza il Panevin. Ricordiamo che viene organizzato qui per quanto riguarda la Lilt dal 2010, quindi oramai sono 10 edizioni. Ecco, mentre intanto vi consiglio di provare la pinza, così ve lo dico, vedo che le prime lingue di fuoco stanno per arrivare a lambire la veccia. Non so se vedi anche tu da qua. Sì, vedo che oramai la veccia è in zona Cesarini, che comunque è una cosa anche simpatica capire, chissà come mai si dice sempre la veccia e non il vecchio. È una cosa che mi sono sempre chiesto come mai al femminile, però naturalmente ricordiamolo che la veccia è il simbolo di tutto quello che vogliamo dimenticarci delle annate passate e quindi si vuole dimenticare. Quindi adesso fra poco, eccola là, la vediamo, comincia ad essere in fase di affumicatura, direi in questo momento. Diciamo che è la fase dello spec la veccia e già cominciamo a vedere che comincia a bruciare, quindi la stiamo salutando. Esattamente, stiamo bruciando idealmente tutti i ricordi un po' più brutti dello scorso anno e stiamo accogliendo questo 2020 che appunto è iniziato 5 giorni fa. Speriamo ovviamente che possa essere un anno ricco di buoni auspici. Noi abbiamo provato prima anche con gli amici, eravamo in onda sulla Tenda TV a livello di diffusione e abbiamo cercato di interpretare l'andamento delle faville, delle fuische. Però un nostro amico che ci stava seguendo, insomma, ci ha mandato un bel messaggio e ci ha detto: non importa dove, da che parte andranno le faville, le fuische, ma l'importante è operare con i principi sani, i principi anche di una volta, se vogliamo, quelli che però, i principi anche del volontariato che l'ILT proprio porta avanti ormai da tanti e tanti anni. Ci hanno portato anche il fautore di questa bellezza, ma prima di dargli la parola direi di aspettare niente, dargli la parola, un attimo. Vorrei aspettare qualche istante perché per la veccia credo che sia questione di attimi. È nella fase piena di affumicatura, qua stiamo già passando dallo spec alla cucinatura vera e propria, quindi sta bruciando, quindi eccola, adesso sta andando. Ce la stiamo salutando. Hai portato anche il rosmarino? No, quello no. Bene, quindi accogliamo anche con un applauso, direi, cari amici che siete qui in Borgo Vinera, perché la veccia sta bruciando e l'applauso mi permetto di estenderlo anche a colui che ha realizzato questo bel Panevin. Giusto? Giusto? Ha detto giusto. No, lui ha detto che non parla perché lui è già stanco dell'operato. No, vorrei che facessimo, siccome facciamo le prove audiometriche, facciamo un bel applauso, un bello più sentito alla Lilt. Forza, tutto il pubblico qui lo può fare. E naturalmente un grazie a tutti i volontari, ma come ricordavamo a Franco Carpenè che dal 2010, quindi questi sono 10 candeline del Panevin di Vinera che è collegato proprio alla Lilt, quindi un grazie ancora. Ma secondo te riusciremo a portarlo davanti alle telecamere prima o dopo? Lei rimanga qui in zona, solo perché diamo ancora spazio per qualche istante. Guarda Roberto, ormai le fiamme stanno avvolgendo quasi del tutto la veccia, quindi ormai è cotta a puntino, per rimanere col paragone. Prima era affumicata, adesso insomma diciamo che possiamo salutarla, giusto? Sì, direi di sì, che possiamo cominciare a salutarla, oramai l'abbiamo dimenticata, oramai è andata. Ecco, quindi continuiamo magari per qualche istante con la cronaca televisiva. Ecco, la novità di quest'anno riguarda anche il fatto che in alcuni frangenti andiamo in diffusione anche qui sulla piazza, ma io andrei appunto tra poco a farvi vedere il fautore di questo
di questo bel panevin, almeno solo farlo vedere. Venga qui un attimo lei, scusi se la disturbo. Regia, stiamo pronti perché non so per quanti istanti, anzi venga in su che così è più alto. Ok, vieni qua. Ci siamo? Ci vedono? Dobbiamo spostare, io non vedo nulla, quindi abbiamo un faro. Ecco qua. Ecco, non so se forse dobbiamo alzare un po' la luce di questo, non lo so. Bene, allora siamo col signor, come si chiama lei? Franco Carpenè. Franco Carpenè. No, mi dica solo una cosa, solo un istante, vedete che è timido. Venga qui un secondo solo. Quante ore, l'abbiamo un po' detto prima, quante ore ha impiegato a fare questo panevin? Solo panevin 115, più 20 di burocrazia. 115 ore più 20 di burocrazia. È soddisfatto del lavoro? Sì, il risultato va bene. Ecco, allora un applauso glielo facciamo insieme a tutti i nostri telespettatori che ci stanno seguendo e che le stanno facendo i complimenti. Complimenti veramente. E grazie per essere venuto qui davanti alle telecamere. Continuiamo con le immagini del panevin. Adesso la temperatura si è un po' alzata e quindi io direi che se Michela è in giro, siccome non siamo più a rischio come eravamo precedentemente, bene regia, possiamo teniamo sempre il doppio schermo. Chi si è palesata qui al panevin di Borgo Vinera e sta mangiando anche la pinza? La vecchia po', manco mal che noi mi brucia su perché sennò. Ecco, la vecchia l'abbiamo vista bruciarsi qualche istante fa e non eri tu, posso testimoniarlo. Non ero io. Ecco, però intanto iniziano anche le cante qui sotto. Perché abbiamo deciso di chiamarti qui al panevin e di disturbarti anche quella che è comunque una serata di festa? Perché mi avete chiamato, infatti, me lo domandavo pure io, però sono venuta molto volentieri. Amici di Sorseggiando, buonasera a tutti quanti, buon panevin e buona Epifania. Ecco, ti abbiamo chiamato per farti lavorare almeno per 3 secondi e mezzo, perché abbiamo evocato più volte il vin brûlé. Tra l'altro chiedo anche ai volontari qua attorno della nostra regia, abbiamo uno staff fantastico. Guarda, tac, abbiamo chiesto il brûlé e il brûlé è arrivato. È apparso il vin brûlé. Allora, per i nostri telespettatori che magari per qualche ragione a noi non nota fossero a casa, allora il consiglio che ho dato prima è quello di accendere al massimo il riscaldamento in modo da sentire il calore passare attraverso lo schermo. Qui in fianco a noi c'è il panevin, lo vedete, e quindi così, però insomma un panevin senza brûlé non è un panevin serio, ok? Quindi noi ce l'abbiamo qui, ma per fare un buon vin brûlé, come si può fare, cara Michela? Beh, intanto io, come al solito, amici di Sorseggiando, un pizzico di storia. Intanto il vin brûlé arriva addirittura dalla Grecia, trasferito poi a Roma, i soliti romani che fanno sempre tutto. Si chiamava conditum paradoxum, poi che diventa un vino conditum, quindi un vino arricchito con spezie e miele da usare come digestivo. Nel Medioevo viene aggiunta la cannella perché incomincia ad arrivare le importazioni di cannella e diventa un medicamento caldo, un medicamento che dà vigore ai malati. Ai giorni nostri diventa una tradizione, qui siamo nel cuore di una tradizione, quindi una tradizione da proseguire. È famoso anche nel resto d'Europa, in Inghilterra il mulled wine, Glühwein in Germania, il grog nei paesi scandinavi. Da noi è vin brûlé, si beve per i mercatini di Natale, si beve nel periodo natalizio più che altro. Può essere di vino rosso o di vino bianco, questo è fatto con il vino bianco. La caratteristica principale è che deve essere ricco, speziato e profumato, quindi cannella, chiodi di garofano, spicchi o bucce di... aiuto, che cos'è? No, tranquilla. Spicchi o bucce di arancia, spicchi o bucce di limone, mele, prugne, addirittura c'è chi ci mette il distillato di grappa piuttosto che il rum, c'è chi brucia l'alcol prima di servirlo, c'è chi invece lo serve con tutto l'alcol possibile e immaginabile. La cosa più importante è che sia fatto con vino buono, non con vino cattivo, perché se è vero che le spezie mascherano i difetti, però poi il mal di testa il giorno dopo ve li fa scoprire tutti quanti, e quindi godete il vin brûlé, però fammi aggiungere 2 parole anche sulla pinza, che è un altro prodotto tipico e tradizionale. Posso? Ma stavo per arrivarci.
parlarci, perché infatti tu sei entrata sgranocchiando, così assaporando la pinza, che è pure buona, perché io prima sono riuscito proprio a mangiarne un quadratino tra un discorso e l'altro, e quindi dicevo che pinza e vin brûlée vanno praticamente in coppia, viaggiano a braccetto, e se il vin brûlée, come dicevi tu, è un po' riguarda tutto il periodo invernale, possiamo dire, e in particolar modo il periodo natalizio, la pinza è proprio il dolce del pane e vin, cioè proprio per antonomasia. C'è chi lo fa anche un po' prima, però insomma è il dolce del pane e vin. Allora, parlaci di questa pinza, facci venire l'acquolina in bocca. Però anche per la pinza c'è un po' di storia da scoprire. La pinza nasce più come un pane celebrativo della nascita di Gesù, quindi i primi cristiani all'interno delle catacombe facevano questi grandi pani dolci, ricchi, opulenti per l'epoca, usando l'uva secca, la frutta secca, il miele che avevano all'epoca, per celebrare la nascita di Gesù. Negli anni questa tradizione resta e da noi diventa una tradizione epifanica, un pane epifanico, perché è fatto fondamentalmente con un mix di farine, di cereali e altri tipi di farine. La cosa fondamentale della pinza è che se è una tradizione, se può essere chiamata una tradizione cristiana, è fondamentalmente, qui nelle nostre zone soprattutto, una tradizione popolare che aggregava un po' tutte le famiglie. Una volta nelle aie c'erano tante famiglie, ad ogni porta era una famiglia. E fare la pinza per questo periodo, ogni famiglia donava un ingrediente per la pinza e diventava un pane sociale, un dolce di aggregazione delle famiglie nel periodo natalizio. La pinza può essere anche qui a seconda delle varie interpretazioni, perché qui le nostre mamme e nonne hanno tutte quante un loro ingrediente speciale, però insomma fondamentalmente è farina di mais, spezie, semi di finocchio, uvetta, a volte canditi, a volte no, e comunque viene utilizzata e viene mangiata nella sera dell'Epifania. Qui da noi, nella nostra zona, mi piace perché si inizia a trovarla nei panifici anche prima, e ci sta un panificio in particolare che la fa per tutto l'anno, perché giustamente dice non è un dolce solo ma è un dolce di tradizione popolare, e comunque lo faccio per tutto l'anno. Quindi la sera dell'Epifania, vin brûlée, pinza, un meraviglioso pane e vin, amici intorno, la cosa migliore che ci sia. Io sono rimasto rapito, cara Michela, così come in ogni puntata di Sorseggiando, devo dire la verità, dalla tua spiegazione, che è stata tecnica, ma ci ha fatto venire voglia di mangiare non solo un pezzo, ma più di un pezzo di pinza, e di assaporare anche un buon brûlée. Cosa dici? Allora guarda, io la pinza ce l'ho, il brûlée ce l'ho, amici di Sorseggiando, continuate a seguirci sulla tenda, dalla settimana prossima iniziano anche le nuove puntate, buon 2020 e brûlée e pinza per tutti, cin cin! Guardate che sembra uno spot pubblicitario vivente. Grazie Michela, torniamo con le immagini sul pane e vin. La ringraziamo veramente perché ci ha dato anche queste note storiche su quelli che sono delle tradizioni. L'abbiamo detto più e più volte, il termine tradizione l'abbiamo detto più e più volte nel corso di questa serata, ma effettivamente sapere qual è l'origine della pinza e del brûlée è stata una cosa interessante. Adesso proviamo senza non siamo sicuri di riuscirci, ma proviamo ad inquadrare, andiamo anche proprio magari con l'immagine a pieno schermo, un po' delle persone che stanno affollando il bordo del pane e vin. Come vedete sono stati messi a protezione del pane e vin dei nastri. Ecco, magari andiamo con l'altra camera, ma volevo farvi così vedere in questo momento un po' di calma, e dopo tra poco andremo a leggere la miriade di messaggi che ci state mandando. Andiamo pure a vedere un po' delle persone che stanno animando così questo borgo Vinera in questa serata. Ecco, torniamo con le immagini sul Grande Falò e anche con dei dettagli, se vogliamo,
Andiamo pure a vedere che dopo un momento in cui le fiamme ci hanno anche avvolto, possiamo dire, adesso la situazione è un po' più tranquilla e appunto la legna che è stata accatastata nelle famose 115 ore, come ci è stato ricordato prima, adesso sta bruciando, si è un po' compattata e tra un po' inizieremo a vedere anche le bronze, le braci. Intanto Roberto Biz, che è qui dietro le quinte, versa brulè per grazie per il sottoscritto e per onorare quanto detto pochi istanti fa da Michela. Chiediamo, abbiamo dei messaggi? Abbiamo tantissimi messaggi. Allora, datemi solo un istante, un sorso di brulè e poi partiamo con i messaggi. Pronti? Allora, andiamo subito con i messaggi. Intanto qui dicono che tra qualche istante inizieranno a cantare le litanie, poi vedremo se riusciremo anche a sentire qualcosa. Intanto vorrei ringraziare l'amico Roberto Biz che mi ha portato un brulè di una temperatura di credo 2000 gradi Kelvin o Fahrenheit e io ho perso l'uso della lingua, lo ringrazio. Allora, iniziamo a salutare Giulia che ci sta seguendo da Madonna di Campiglio. E poi ancora Sonia ci dice bellissimo, sempre una bella tradizione e il messaggio della Lilt è fondamentale. E ancora un saluto a Riccardo, grazie per trasmettere grazie che trasmettiamo appunto per quelli che non possono esserci ma che ci sono magari col cuore. Ok, salutiamo Lucio, Tommaso, Mirko, Fabio, Alessio, Irene, Cristina, Jacopo, Paola e Giorgio. E ancora salutiamo Anna che ci sta seguendo da Merano e ci dice saluti agli amati vittoriesi. Andiamo poi con i messaggi. Ok, un panevin fatto a pennello ci dicono, bravi. E ancora a voi della tenda grazie per la bella trasmissione. I panevin sono meravigliosi, sono una bella tradizione. Ciao da Alma e Claudio da Vittorio Veneto. Un saluto anche a loro, se non sbaglio sono degli affezionati del panevin che ogni anno si fanno sentire. E ancora complimenti, qua abbiamo anche i nostri collaboratori. Ecco, questo collaboratore di cui sto parlando oggi è andato a Gardaland, ecco, invece di essere qui con noi al freddo, no? E questo collaboratore ci dice, intanto ci fa i complimenti perché ci sta seguendo dall'autostrada, ecco, e sta controllando che tutto funzioni, ma ci dice che in autostrada provenendo da Verona ho visto 3-4 panevin da Treviso in su, tutti con le colonne di fumo verso mattina. Però qua va a sera, abbiamo il nostro è l'unico che è affidabile e va a sera, ecco. E ancora, buon anno e felice panevin a tutti da Gaia, vi sto seguendo da casa. Come dicevamo in tantissimi ci state seguendo e questo ci fa ovviamente molto piacere. Continuano le immagini anche come vedete in questo momento sì, ci sono le fiamme ma possiamo vedere la legna stipata che sta ardendo al di sotto. Ecco, intanto ci sono messaggi direttamente dalla regia. E ancora, vi sto guardando da casa al calduccio, ma mi sembra di essere lì, ci dice Carla, che salutiamo. E ancora, vi stiamo seguendo dal salotto, la nonna Resi di 90 anni, ringrazia, intanto complimenti per i 90 anni, e ringrazia per la diretta e per il bellissimo panevin. Ovviamente i complimenti per il panevin noi li giriamo ancora una volta agli organizzatori, abbiamo avuto qui prima appunto
colui che nelle scorse settimane, negli scorsi mesi ha realizzato questa bellezza di Panevin. Potremmo anche, mentre continuano qui le fiamme, per chi si fosse messo in ascolto in un secondo momento, potremmo andare a riproporvi quelle che sono le immagini girate questa mattina che vi fanno vedere come era stato realizzato il Panevin. Ecco, questa è una visione da lontano, dall'alto di Vittorio Veneto, e questi sono i tralci di vite che vanno a costituire questo Panevin. Sono iniziate le litanie sotto, ma purtroppo per motivi di audio non riusciamo a farvele sentire, purtroppo. Ok, dopo leggiamo. E intanto appunto state vedendo la veccia che abbiamo salutato pochi istanti fa, come era stata issata sulle pendici, sulla cima del Panevin, e queste erano le immagini. Mi sa che abbiamo altri messaggi, poi forse portiamo anche una tachipirina qui per il nostro regista, perché inizia ad avere qualche segno di cedimento. No, un brulè, portiamo un brulè che forse va meglio. Ecco, se sentite tossire al di sotto, lo diciamo per la mamma del regista, se sta seguendo, è lui che sta tirando le cuoia. Allora, dai, andiamo avanti e iniziamo a leggere i messaggi, grazie sempre alla nostra regia. Un caro saluto e un sentito ringraziamento a tutti voi che avete reso possibile questo magnifico spettacolo. Seppur indisposta, vi sto seguendo con affetto. Qui abbiamo la responsabile della delegazione LILT di Vittorio Veneto, Silvana Caputo, che ringrazia Roberto e Federico. E noi la salutiamo e la ringraziamo per questo saluto, per questo messaggio che ci ha mandato. L'anno prossimo probabilmente noi saremo ancora qua e la vogliamo qua in prima linea come l'anno scorso, mi raccomando. Ciao dal gruppo animatori di Bibione, vi seguiamo da casa dall'Antonia, grazie per il vostro servizio. Molto bene anche in questo caso. Continuano intanto le nostre immagini, tra poco vedremo un dettaglio. Vedete che si sta stagliando un po' il palo che era stato posizionato al centro del Panevin e ci sono queste lingue di fuoco che lo lambiscono. E ancora, allora, le previsioni delle faville, ci chiede Michele, è un problema, nel senso che abbiamo avuto delle interpretazioni contrastanti, ma secondo noi l'anno sarà propizio, quindi sta andando verso sera, ecco. E ancora Anna ci dice che succede. Allora andiamo un attimo in pausa, ritorniamo tra poco. Eccoci qui, siamo tornati un piccolo break per la nostra diretta, ma adesso ovviamente c'è il ritardo, dobbiamo attendere che il tutto riparta, ancora qualche istante prima di ripartire. Dovete sapere che appunto siamo in onda da una zona di Vittorio Veneto in cui non arrivano i nostri ponti radio e quindi siamo in onda in una modalità un po' inconsueta, ma dovremmo esserci, e quindi attendiamo conferma dalla nostra regia, dalla nostra emissione, e non appena avremo l'ok possiamo continuare a leggere i messaggi. Tutto a posto, ok. Allora sarebbe bello capire dove siamo arrivati con la lettura dei messaggi. Sì. Allora, andiamo avanti, intanto non ci facciamo mancare niente qui. Ciao da Alexia, 6 anni, che vi segue in streaming da Tarzo. Prendimi gli ultimi che avevamo. Ok, allora, stavamo dicendo prima, secondo me, quando si è interrotto il collegamento, se l'avete sentito 2 volte lo ripetiamo, non succede niente. Michele Donat ci chiede la previsione delle faville. Allora, diciamo che in questo momento le faville stanno salendo un po' in maniera non ben definita, però secondo noi stanno andando verso sera, giusto? Abbiamo deciso così anche con la supervisione di Roberto Biz, che è qui, che invece di
parlare con me, addenta la pinza, giusto? Ecco, andiamo avanti. Avevamo Anna che ci dice: il vostro è sempre bello, da anni abito in Alto Adige, da noi non si fa, qui ci mancano queste tradizioni, continuate, viva il Veneto e di Vittoriesi. E quindi ci stanno seguendo anche dall'Alto Adige. E ancora su Facebook ci stanno seguendo Edoardo, Patrick, Alberto, Laura, Bianca. Laura tra l'altro ci sta seguendo da Roma. E di nuovo Michele ci dice: bravissimi, gran bel servizio, complimenti a tutti. Andiamo avanti con i messaggi e tra poco prepareremo anche una clip che cercheremo di commentare insieme, ma prima... Ciao Panevin, portami un lavoro che non lo ho più, è la seconda volta. Comunque bel Panevin, ci dice Manu. Poi avevamo un messaggio di Francesco di prima, se non sbaglio, ma poi lo leggiamo. Saluti da Maria Denardo a tutti voi del Borgo Vinera. E ancora, grazie Tenda TV, ci fate sempre compagnia, mi sarebbe piaciuto essere lì con gli amici della Lilt, ma fa freddo, li saluto tutti caramente. Buon Panevin. Andiamo avanti e salutiamo, mi raccomando firmatevi in modo che possiamo anche salutarvi. Un saluto a tutti voi da Celeste e ancora salutiamo anche Alessio Denardi che ci sta inondando di messaggi, giusto così per scompaginare le carte. Abbiamo qualcos'altro? Se non abbiamo le immagini, se non abbiamo altri messaggi in questo momento, ce li abbiamo, ecco, come non detto, tra poco andremo anche a vedere le immagini che abbiamo realizzato questo pomeriggio a Ceneda. Buonasera a tutti, buon Panevin a tutti. Volevo ricordare mio zio, ci dice Francesco, che è mancato e aveva la passione del Panevin, ci dice Francesco da Corbanese. E ancora, vediamo se abbiamo altri messaggi. Ce ne abbiamo uno, eccolo qua. Se la va a sera, giustamente ci dice Anna, poenta Piencaliera, e quindi siccome poenta Piencaliera noi siamo tutti contenti. Mentre qui continuano le diatribe se il fumo... No, però secondo me adesso sta andando realmente a sera, Sta andando a sera. Stanno soffiando, da lassù stanno soffiando. Un attimo solo, andiamo con le immagini, come recita la scritta nell'immagine nel riquadro più grande. State vedendo le immagini registrate questo pomeriggio a Ceneda al Panevin dei bambini. Una partecipazione davvero considerevole, cospicua. Qui vedete una bella immagine al tramonto, per quella che era una tradizione di un po' di anni fa, che purtroppo da 6-7 anni, se non sbaglio, non veniva più realizzata, appunto sempre per motivi che, come abbiamo detto più volte, per motivi burocratici, e quindi adesso è stata ripresa. Come vedete, ai bambini sono stati consegnati dei piccoli legnetti che sono stati poi posizionati alla base del Panevin. Questa era la veccia, in quel caso di Ceneda. Poverine le vecce, non si capisce perché le facciano sempre così brutte, però insomma tant'è. E come vedete i bambini stanno posizionando, questo è accaduto intorno alle 17:30 di oggi pomeriggio, stanno posizionando i legnetti alla base del Panevin. Questa era solo una parte del folto pubblico che ha gremito veramente l'area Rossi in quel di Ceneda. Poi nei prossimi giorni andranno in onda tutte le immagini, andrà in onda una clip dedicata, e qui abbiamo proprio il momento dell'accensione. Alcuni ragazzi con delle fiaccole hanno così iniziato ad accendere il Panevin, la catasta di legna che è stata realizzata dai volontari, soprattutto dalle mamme di Ceneda, da questa nuova realtà che sta così animando un po'
quartiere anche negli ultimi mesi, insomma, realizzando delle iniziative a favore dei più piccoli, dei bambini, che li vedete proprio salutare dalla nostra postazione, dalla nostra telecamera. Ancora faville, ancora lapilli che si stagliano verso il cielo, la veccia che resiste strenuamente alle fiamme, ma tra qualche istante vi preannuncio che insomma anche in quel caso la veccia, come è successo questa sera qui da noi a Borgo Vinera, la veccia andrà a capitolare. Eccola qui, vedete proprio nelle immagini a destra il momento in cui la veccia appunto si è messa a bruciare e così in questo caso si sta disintegrando. Ecco, non voglio sapere perché la regia qui si sta amabilmente intrattenendo. Queste le immagini sempre di Alessio, ovviamente. Queste sono le immagini di Ceneda e che si concludono, se non sbaglio, in questo istante. Torniamo invece con il doppio schermo, immagine larga, immagine stretta sul Panevin di Vinera. Direi che ci avviamo verso la conclusione della nostra diretta, quando stanno scoccando in questo istante le ore 21. Però insomma le fiamme, come vedete, stanno continuando ad ardere. Questa, lo ricordiamo, è anche la prima diretta, se vogliamo, di questo 2020, anche se abbiamo voluto regalarvi in diretta anche la serata di Capodanno, appunto accendendo le nostre telecamere direttamente su Piazza del Popolo. Abbiamo dei messaggi, caro lei, se non la disturbo? Allora, ma proprio ci siamo tutti, insomma. Anche Alberto Bettarel ci saluta e ci dice: ciao Federico, non staci a par freddo, bevete un brulè. Abbiamo già dato abbondantemente nel corso della serata. E poi Paola, grazie per la vostra diretta e per le previsioni positive per quest'anno. Abbiamo deciso un po' di imperio, devo dire la verità, che quest'anno le cose andranno bene e ce ne assumiamo la responsabilità. Salve a tutti, sempre bello il Panevin, da Ivan e Viviana. Saluti anche a Isolina e Giuliano. E ancora, vediamo chi abbiamo, perché ci stanno arrivando su più fronti. Ricordiamo che siamo in onda su Facebook. Un salutone a Carmen, Benedetta e Laika da Marco, grazie Tenda TV. Ecco qua. Abbiamo altri? Ne abbiamo altri? Se no io chiamerei anche Roberto al microfono, perché sì. Ok, abbiamo dato seguito a tutto per il momento. Allora Roberto, intanto continuiamo pure con le immagini, anzi magari mettiamo la doppia immagine sempre qui in diretta da Vinera. Cosa mi dici? Intanto come è andato questo Panevin secondo te? È andato molto bene. Intanto volevo dirti che ti hanno portato dei generi di conforto, che così puoi abbassare i tuoi gradi Fahrenheit sulla tua lingua. No, diciamo che è andato molto bene. Abbiamo visto che è bruciata bene. Noi abbiamo dato per come assioma che il fumo andava verso sera, perché dovevamo essere positivi e pensare che il 2020 sarà positivo, come ci aveva mandato il teleascoltatore durante all'inizio, quindi diciamo che sta andando bene. Poi oltretutto, quando si vedono realtà del genere, il Panevin che è collegato a un aspetto sociale e che opera nel territorio, è sempre una cosa positiva. Riprendendo anche tra l'altro le parole del sindaco, il fatto che siano stati unificati un po' i Panevin, proprio anche per questioni anche di sicurezza e anche di inquinamento, è un aspetto positivo, perché ci sono più persone che si riuniscono attorno ai falò e quindi fanno un po' di naturalmente si ritrovano tutti assieme. Quindi diciamo che questa edizione 2020 comincia nel migliore dei modi. Tornando al discorso di questo Panevin, adesso vediamo che le immagini ci vedono proprio la tranquillità, il palo è rimasto bello fisso, quindi anche questo è un simbolo di buon presagio, perché se di solito il palo cede prima del tempo,
nella tradizione è un brutto presagio, quindi da questo punto di vista possiamo dire che il Panevin 2020 sta andando nel migliore dei modi. In giro per la città stanno bruciando, quindi sappiamo che ci sono altri, sono in quel di Longhere, in quel naturalmente di Forcal, Nove, poi San Giacomo, tutti gli altri che oggi stanno tenendo compagnia, animando la tradizione vittoriese. E tra l'altro siamo anche, adesso mi viene in mente, visto che parliamo di fuochi, noi siamo, nel senso buono di Vittorio Veneto, siamo nella terra dei fuochi, perché siamo vicini al campo fuochi di dove si lanciano i fuochi di Sant'Augusta, praticamente è proprio a 10 metri, quindi siamo proprio nella zona dove partono anche lo spettacolo pirotecnico, quindi questa zona è famosa d'estate e anche d'inverno. Prima abbiamo avuto anche come ospite chi lo organizza, avete visto Franco Carpenè, una persona di poche parole ma una persona di tanti fatti, è riuscito a enucleare anche quante ore ci mette a fare il Panevin. Ha parlato di 115 ore se non ricordo male e 20 ore per la burocrazia, quindi l'ho anche precisato, ma questo per dire la tradizione che questo Panevin che oramai vediamo da 10 anni e è proprio legato al nome della Lilt. Per chi si fosse collegato da poco, ricordiamo che la tradizione legata alla Lilt è nata così un po' per gioco e per promuovere ulteriormente l'attività che la Lilt fa a Vittorio Veneto e non solo. E quindi attraverso tutta una serie di attività di prevenzione che sono molto molto importanti e quindi era anche un modo per divulgare e far conoscere l'attività dei tanti volontari. Ricordiamo che attualmente ci sono 134 volontari che operano sul territorio e come ci ha detto la presidente Silvana Caputo, che ci ha anche raggiunto con un messaggio via WhatsApp, invita ulteriormente anche chi vuole dare una mano a essere sensibile alle iniziative della Lilt, può farsi avanti, li accolgono a braccia aperte. Ci sono diverse attività da portare avanti, quindi diciamo che ce n'è da fare e l'aspetto positivo di tutto ciò è anche ricordare come un evento, una tradizione diventa anche momento per altra attività sociale, quindi beneficenza al quadrato da questo punto di vista, che fa bene al territorio, fa bene alla nostra città. Bene, mentre adesso vedo Federico, hai mangiato qualcosina, sei riuscito a mangiare anche la pinza, ti sei rifocillato, vuoi ancora un po' di brulè ad alte temperature? No, allora vieni qua intanto perché allora devo dire intanto che sì, la regia ci fa segni, sì, perché è troppa fatica a girare la telecamera, dobbiamo spostarci noi. Allora, no Roberto, stavo seguendo quello che stavi dicendo e a me è piaciuto sia il messaggio che, come dicevi tu, ci ha mandato la presidentessa della Lilt Silvana Caputo qualche istante fa, che appunto ci ha salutato. L'anno scorso era qui con noi e insomma adesso ci sta seguendo dal calduccio di casa sua, ma appunto un messaggio che è arrivato quasi all'inizio, proprio all'inizio delle nostre diatribe, va mattina, va sera, eccetera eccetera, un signore che adesso di cui mi sfugge il nome ci ha detto l'importante è quello che fa la Lilt. Se noi andiamo avanti con i valori che muovono i volontari della Lilt, che vada sera o che vada mattina, sarà sicuramente un buon anno, giusto Roberto? Sì, assolutamente sì, e questo, come dicevo, anche è proprio l'aspetto importante in cui diventa la tradizione, diventa un momento anche per ricordare le attività che si fa a livello sociale. D'altronde è un dato di fatto che quello che muove il nostro territorio, non parliamo solo di Vittorio, ma tutte le realtà, sono le associazioni che operano sul territorio, che fanno della beneficenza, quindi in questo caso la Lilt opera in un ambito ben specifico che è un settore anche molto delicato, con problematiche importanti a livello neoplasie, ma che comunque, ricordiamo, non è solo per quello. L'Ilt è anche per attività di prevenzione, come dicevo prima, anche il corso per smettere di fumare, che mi pare cominci nei prossimi giorni, è un segnale importante proprio per aiutare le persone a essergli vicino. Quindi da questo punto di vista diciamo che tutte le realtà, qualsiasi associazione che opera nel territorio, l'Ilt ne è un esempio, noi siamo qui questa sera, ma tutte quelle che operano nel territorio e fanno qualcosa di sociale devono avere il doppio plauso, perché fanno
portano avanti la tradizione e per lo più fanno qualcosa di bene, di buono e di positivo per il territorio. Certamente, certamente Roberto. Intanto chiedo alla regia di aprire un po' la nostra camera, perché sennò dobbiamo star qua attenti a non... ok, e mentre ci avviamo anche alla conclusione della nostra diretta e poi chiedo alla regia di passarci gli ultimi messaggi appunto per salutare anche gli ultimi che ci stanno guardando, io direi che dobbiamo intanto ringraziare tutti i nostri telespettatori che ci hanno seguito. È stato significativo lo scorso anno. Lo scorso anno abbiamo deciso di fare la diretta da questo Panevin, credo 4 ore prima, per tutta una serie di ragioni. Non avevamo fatto pubblicità, non avevamo fatto niente, eppure l'anno scorso sono stati tantissimi. Da quanto ci dice la regia, anche che sta seguendo l'emissione, anche quest'anno ci sono tantissime persone che ci stanno guardando e lo testimoniano i messaggi. Quindi il grazie va a loro, ma va anche a tutti coloro i quali sono venuti qui in Borgo Vinera. Non è proprio facilissimo arrivarci, dicevi tu prima, c'è anche il campo fuochi di Sant'Augusta qui vicino, però non è proprio una zona facile da raggiungere, c'è una stradina stretta eccetera, però in tanti sono stati qui. Abbiamo avuto anche il sindaco Miatto all'inizio della nostra diretta, sono stati qui con sempre questa duplice motivazione: il bello di ripercorrere e ritrovare un'antica tradizione. Ormai le tradizioni si stanno perdendo quasi tutte, questa resiste strenuamente, ma poi anche per ricordare quello che fa la Lilt. Chiedo al Prode Davide di... abbiamo anche Silvano Tocchet, l'ex presidente del Consiglio Comunale di Vittorio Veneto, che salutiamo, che ci fa i complimenti, sempre presenti e puntuali. Dice Silvano: abbiamo qualcos'altro? Vediamo un attimo, proprio ultimi scampoli di diretta, poi ancora per qualche istante le immagini del fuoco e poi andremo a chiudere questa diretta che verrà riproposta sui nostri canali anche nei prossimi giorni. Uno spettacolo come sempre, è storia vittoriese, ma è tanta la nostalgia. È ovviamente magari per chi non può essere qui o per chi si trova da qualche altra parte in cui questa tradizione non viene fatta, ovviamente la nostalgia c'è. Comunque sia, viva la tradizione, ci dicono. Se non abbiamo altro, caro Roberto, io direi che potremmo avviarci verso la conclusione. Sì, anche perché quest'anno ho sostituito io per la prova giubbotto, l'ho sostituito io il nostro regista, quindi diciamo che siamo sopravvissuti anche quest'anno con la prova giubbotto. Sì. Me, lo diremo domani mattina, sotto la luce. Ok? Bene, allora, caro Roberto, prima di salutarci tra di noi, salutiamo zia Angelina, proprio in extreme. La sorella della zia Luisella, però è la zia Angelina. E tutti quelli anche che non ci hanno scritto ma ci stanno ovviamente guardando, zie, nipoti, nipotini eccetera. Un grazie, stavo dicendo, va a Davide Parpinello, che qui insieme a noi ha seguito tutta la parte tecnica. Non è facile andare in onda in mezzo a un campo praticamente, ecco, con i nostri mezzi sempre, ma ce l'abbiamo fatta anche quest'anno, e un grazie va anche a Francesca Stori, che ha curato l'emissione dalla città. Che lei però, penso, secondo te ha bevuto tè? Adesso sorge una domanda: ha bevuto il tè o il vin brûlé? Non si è fatta il brûlé? No. Ha bevuto un tè caldo? Sì, un tè verde, una tisana. Sicuramente avrà bevuto una tisana. Caro Roberto, grazie per essere stato qui in questa cosa un po' improvvisata che abbiamo fatto questa sera. Noi credo che ci rivedremo prossimamente su dei palchi di carnevale, ma non si sa, però in teoria è così. Esatto. Quali palchi non lo sappiamo, non lo diciamo, lo vivremo. Ma insomma, ancora fino a domani, che è il giorno dell'Epifania, siamo in vacanza, sì. Teoricamente, insomma, ecco, e quindi ci penseremo dal 7. Benissimo, io ringrazio ancora tutti voi per avermi ospitato, naturalmente ringrazio anche gli amici della Lilt ancora una volta, perché hanno voluto che facessimo anche questo, ricordare queste loro iniziative, quindi è una cosa molto interessante, e naturalmente i telespettatori che mi hanno sopportato anche questa sera, insomma, ecco, ringrazio anche perché ultimamente mi dimagrite anche come immagine. Adesso con la luce, adesso ho questa idea di aureola, allora vado via da santo. Da santo, ecco. Grazie Roberto. Grazie ancora a tutti voi.
Bene, grazie a tutti voi per averci seguito e noi ci lasciamo con queste ultime immagini del Panevin di Vinera.